Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana, Scuola di Pallavolo Rumi, a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di Pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900. Buongiorno, finalmente siamo tornati dopo 3 settimane di stop grazie a un'influenza che ha colpito non solo noi ma tantissime persone, però noi in particolar modo, mia sorella è rimasta bloccata, collassata completamente, e quindi abbiamo saltato ben tre puntate, quindi speriamo adesso di andare dritti fino alla fine della non da allargare, andiamo avanti una per volta. Non perdiamo le buone abitudini, quindi guardiamo il countdown delle Olimpiadi di Parigi, per la quale abbiamo una bella notizia, però ne parleremo dopo. Come vedete mancano 161 giorni, 03 ore, minuti, eccetera, eccetera, e anche per le Paralimpiadi. Vediamo subito chi abbiamo in studio, me lo dice sempre, come sempre, mia sorella. Ma mai come oggi basta dire solo il nome è una garanzia, Jairo, non c'è bisogno di altre prenotazioni, lo conoscono tutti sanno chi è, e poi avremo modo di sviscerare tutto quello che è Jairo. Grazie. Oggi, come sempre, oggi è sabato 17 febbraio. Mi dovete consentire di aprire un attimino in modo diverso questa trasmissione, che oggi è il compleanno di mia sorella, e io diventa un giorno perché io ho preparato per lei una piccola sorpresa. No, allora piango. No, senza piangere, una cosa carina. Ma cosa hai fatto? Una sorpresina. No, vabbè, allora Prego. piango sicuro. Mi hanno detto che sono auguri a sorpresa, e allora auguri Donatella, ti auguro un anno ricco di belle novità e soddisfazioni. Un bacio. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Donata, tanti auguri a te. Buon compleanno capitano mio, ti voglio bene. Ciao Dona, tanti auguroni, un bacione grosso per questo tuo strepitoso compleanno. Tu lo sai che per me sei la mia guerriera preferita e non cambiare mai. Un bacio, ciao Dona, auguri. Ciao Donatella, tantissimi auguri di buon compleanno. Non immagino quando io sia stata felice di rincontrarti, e volevo anche dirti che inconsapevolmente tu per me sei stata una delle persone più importanti in un periodo particolare della mia vita, e credo che sia arrivato il momento giusto e adatto per ringraziarti. Ancora ti ribadisco tantissimi auguri e ti voglio tanto bene. Ciao.
Auguri Donatella! Certo, la location lascia un po' a desiderare, sono il magazzino del negozio. Auguri Donatella. Allora, voi dovete sapere che Donatella non è solo una grandissima sportiva, cioè per tutto quello che ha fatto nella pallavolo, è una donna super top, è una persona speciale. Cioè è uno spettacolo, 40 anni che ci si conosce e io mi reputo un privilegiato. Ti voglio un oceano di bene e voglio chiudere con un adagio catanese, i cucchi anamoriri, e tu sai cosa intendo. Auguri, veramente, sei fantastica e ti auguro ogni bene. Buon compleanno, baci. Ciao Donatella! Volevo farti tanti auguri in questo splendido giorno. Solo un piccolo pensiero per te, che sei stata comunque la mia prima allenatrice, la mia sola e unica capitana, e quindi volevo proprio dedicarti un pizzico del mio tempo per la tua bellissima giornata. Quindi tanti auguri, buon compleanno, baci. Donata cara, tanti auguri, buon compleanno amore, sei bellissima, ci sentiamo presto, auguroni, ciao! Ciao Donata, sono felice di partecipare anch'io a questa iniziativa, sono qui per augurarti tantissime cose belle e felicità, un abbraccio e tanti baci, buon compleanno, a presto vederci, ciao cara! Ciao tesorina, ti abbraccio forte, ti mando un grossissimo bacio e tantissimi auguri di buon compleanno. Ti voglio bene, ciao! Ciao Donatella, oggi è la tua festa, tanti auguri, buon compleanno e sempre tanta energia, tanta forza, super Donatella, tanti auguri di buon compleanno, ciao! Spero che questo video possa andare bene, l'ho fatto già 3 volte. Per una persona speciale lo potrei fare 100 altre 1000 volte. Tantissimi auguri Donata, passa una bellissima giornata, sai quando sei speciale per me, sei una delle persone più importanti della mia vita e io sono così per te. Un abbraccio grande e ti voglio un mondo di bene. Auguri. E dal mare della Liguria, ecco qua, Cicetta. Tanti auguri, Dona, un abbraccio forte. Buongiorno a tutti, mi hanno chiesto di fare un video per una ragazza di cui non ricordo bene il nome, ma ricordo perfettamente che 50 anni fa rompeva le scatole tirando palline di pane da un tavolo all'altro alla convention che abbiamo fatto a Messina tra sia squadra maschile sia squadra femminile. Io sono rimasto perplesso, ho detto ma guarda questa stupidina come rompe le scatole, e invece poi ho scoperto che era una delle più forti giocatrici di Catania. Ora 50 anni dopo l'ho rivista, sempre più giovane e sempre più bella. Gli auguro quindi tanti auguri di buon compleanno, un bacio e un abbraccio. Ehi Vito, ma gli auguri a Donata li vogliamo fare? Dai Vito, guarda Donata, gli auguri a Donata. A Donata, guarda Vito, a Donata, non a me. Ciao Donata, tanti auguri da me e Vito, auguri. Un capitano, c'è solo un capitano. Un capitano, c'è solo un capitano. Auguri Dona! Auguri! Buon compleanno massiccia! Ascoltami, si dice che quando si è avanti negli anni la prova è che le candeline pesano più della torta. Nel tuo caso è al contrario, è la torta che pesa più delle candeline. Esattamente. Auguri! Guarda, un ultimo ricordo, il primo titolo provinciale Under 15 contro la Puntese, noi non vincevamo mai, quindi questo te lo devo fare ricordare per forza. Un bacio. Auguri ancora. Ciao Donata. Ciao. No, vabbè. Questa è la mia scorrettissima. Bellissimo. Ha pianto tutto il tempo perché lei bello. Ma proprio non ci pensavo assolutamente.
non pensavo che ti mettessi a fare sta cosa. Figura. Ho rotto le scatole a tutti, dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo fare questa sorpresa. No, vabbè. È tutta la settimana che è riuscita, perché proprio non mi ero resa conto. Allora possiamo sì, andiamo, sì, ci sono. Facciamo parlare subito Jairo. Facciamo parlare subito Jairo. Allora, Jairo, dal Brasile a Catania. Come? Questa storia nasce perché vivevo in quel momento, quando è arrivato l'invito per venire a Catania, vivevo a Firenze, stavo lavorando in una palestra che mi avevano conosciuti loro in un congresso a Roma e mi avevano fatto l'invito per andare a gestire tutta la parte fitness di questo club a Firenze. Durante quel periodo, durante quell'anno lì, sono venuto anche in un congresso a Taormina, dove ho insegnato un congresso a Taormina, un congresso formativo. C'erano proprietari di alcune palestre. Tra quelle palestre c'era il proprietario della ex, purtroppo con tutto il cuore me lo sento molto di dire, la ex First Fitness, che non c'è più, no? È un altro club oggi. E allora in quell'occasione lì c'era Alberto Salimbene, che era uno dei proprietari, erano 8 proprietari in quel club, che mi conobbi e poi mi fece l'invito per venire a lavorare qua. E da lì nasce tutto l'inizio. Da lì ti nasce tutto. Da lì nasce tutto l'inizio. Sei rimasto qua, cioè sei venuto a Catania e poi sono arrivato a Catania e avevo trovato un pezzo di in Brasile in Europa. Che bello, che bellissima definizione. Un pezzo di Brasile in Europa e ho detto, ma qua è bellissimo. Sinceramente il clima, le persone, è stata la prima cosa che mi aveva colpito. Io prima di arrivare qui in Europa ero stato già per un periodo di quasi un anno a Barcellona, in Spagna, che è una città bellissima, ma è fredda, molto fredda. Poi io da brasiliano soffrivo molto il freddo, soprattutto a Barcellona, perché è stata la prima esperienza così fredda. E poi da Barcellona a Firenze, che comunque è una città super fredda. Certo. Avevo fatto una breve esperienza tra Firenze e Oslo ancora peggio. Possibile. Quindi tra Milano e poi dopo arrivo a Catania e avevo trovato veramente un pezzo di Caribe. Senti, però questa è una trasmissione di pallavolo, magari uno non sa, dice questo brasiliano pallavolo. Certo. No, diciamolo che cosa fa, che cosa è Jairo esattamente. Ma Jairo secondo me è il fitness. La personificazione, insomma, sono 50 anni che siamo in questo ambiente delle palestre, non è perché qui, ma è una persona preparata, simpatica, tutto, cioè non ci sono cose che non si possono dire di Jairo. C'è sempre sereno, sempre allegro. E poi una cosa che mi ha sempre appassionato di Jairo, che ovviamente essendo lui talmente tanto bravo, non ha bisogno di sminuire gli altri colleghi, cioè lui invece vuole che gli altri diventino bravi, fa formazione, sempre disponibilissima, a parte aver inventato il cross cardio, che è una sua creatura, e il mobility, e quindi tutta questa cosa sempre, a parte che lui è un laureato in fisioterapia, e poi ripeto sempre questa cosa di apertura nei confronti dei colleghi, mentre magari ci sono quelli che è così, sbaglio? No, hai ragione, purtroppo io penso che le persone che si atteggiano in questo modo molto protettivo, che chiudono, non si vogliono, è perché sono insicuri alla fine, c'è una insicurezza magari basata anche su una mancanza di competenza profonda. Certo. Perché quando tu sai benissimo quello che fai, sei sereno, no? Sei consapevole di quello che fai bene, sei sereno. E visto che questa è una trasmissione di volleyball, io devo dire che io sono un appassionato di volleyball, pure perché in Brasile calcio e pallavolo, comandate voi. In Brasile noi siamo super appassionati, e durante questi anni ho avuto la possibilità anche di allenare e di fare la preparazione fisica ad alcuni atleti per un periodo. Voi qui a Catania sicuramente vi ricordate di James, che era brasiliano pure lui. Avevo avuto occasione di avere con lui alcuni atleti comuni, perché venivano in palestra, lo facevo. E anche altri ragazzi, e poi anche abbiamo fatto con il cross cardio, col metodo di allenamento funzionale, abbiamo lavorato anche alcune squadre al nord con lavori di preparazione atletica, quindi la trasversalità della mia professione entra anche in questi ruoli. Poi fisioterapista, laureato anche in fisioterapia, ovviamente. Sì. E poi ora tu praticamente diciamo che sei stato forse uno dei primi nel lockdown a capire l'importanza di allenarsi all'aperto.
Sì, l'allenamento all'aperto per noi, per me personalmente, è sempre stata una cosa che mi è sempre piaciuto, ma non avevo mai sviluppato l'allenamento all'aperto, perché una cosa che dico nei miei corsi di formazione sempre è che esiste tante persone in grado di fare muovere la gente e poi esistono pochissimi istruttori in grado di allenare la gente. Certo. Quindi fare muovere le persone sono tante persone in grado di, ma far allenare è un'altra cosa. E quindi fin quel momento lì io personalmente, quando andavo in outdoor, facevo muovere la gente perché non avevo pensato a un protocollo di allenamento. E poi l'ho sviluppato durante il lockdown, che è stato quel periodo, e abbiamo lanciato questo protocollo che poi veniva da un'esperienza di Cross the City, che è un evento che faccio da anni ormai, e da lì poi abbiamo lanciato i protocolli. Oggi ho il piacere di dire che ci sono un centinaio, forse anche di più, di istruttori che sono formati con noi in outdoor e oggi lavorano in autonomia, senza dover andare in palestra, lavorano fuori. Bravissimo. Hanno comprato le loro cuffie e lavorano in autonomia. Meraviglioso, sì. Bellissimo. Approfondiremo questo discorso. Purtroppo dobbiamo rientrare nel discorso pallavolo. Dico purtroppo perché, come sapete, diciamo il destino della Saturnia ormai pare segnato, pare impossibile, no, voglio dire, uno lo dice così, però purtroppo diciamo che la salvezza, che era l'obiettivo della squadra catanese, non è stata raggiunta. L'ultima partita in casa, quella contro Padova, era una delle due, perché la prossima sarà con Taranto, era una delle due che bisognava assolutamente vincere, e invece ne è venuta fuori una partita diciamo bruttarella, deludente, perché ci saremmo aspettati un po' più di, quantomeno un po' più di battaglia, un po' più di cuore. Sapete, noi l'abbiamo sempre difesa questa squadra, abbiamo sempre cercato di mantenere viva la speranza, però devo dire la verità, io da atleta, da ex pallavolista, non ho trovato il cuore che avrei voluto trovare in una partita che era la partita della salvezza. È stato un 3-2, quindi abbiamo preso un punticino che non serve a nulla. Tra l'altro Taranto è andato a fare 3-2, seppur sconfitto a Modena, e quindi ha preso un altro punto in più, quindi loro sono a 12, noi siamo a 6. Diciamo che i giochi ormai sono fatti, rimangono soltanto 2 partite e ormai il campionato è andato. Resta un'unica speranza, che però non si può dire, e quindi diamo uno sguardo semplice, come abbiamo sempre fatto anche alle altre partite, quindi al di là del 2-3 di Catania, dove purtroppo io volevo fare un piccolo volevo sottolineare il fatto che il nostro faro, la nostra guida, cioè Buchegger, è incappato nell'unica forse partita, no, perché lui ha giocato sempre fino alla morte, bisogna dire, con tutti, però in questa partita ci è mancato il suo apporto, o stava poco bene, c'era qualcosa che non andava e non abbiamo potuto appunto basarci sul suo modo di giocare. Brevemente diciamo anche gli altri risultati. Trento batte tranquillamente Civitanova per 3-1, Milano perde in casa con Monza 3-1, Verona la rivelazione di questa seconda parte di campionato, perché ha fatto 10 partite di seguito, tutte vinte, tanto che ha battuto anche il Piacenza per 3-1, quindi ha fatto un girone di ritorno, diciamo, assolutamente esaltante. De Modena-Taranto l'abbiamo detto, Modena vince 3-2 e Cisterna invece perde normalmente, come era già da copione scritto, perde in casa col Perugia. La classifica ve la risparmio perché è troppo, ci interessa, perché è troppo brutta, purtroppo. Quindi altre 2 paroline con Jairo. Jairo, la nostra foto intervista. Come nasce il cross cardio e il mobility? Perché questa intuizione di creare un nuovo protocollo? Guarda, la mia carriera professionale, tu mi conosci da tanti anni, ho sempre formato, perché nasco dal Brasile in questa idea di formazione, quindi poi negli anni ho sempre creato il prodotto. Prima nasceva con aerobica, step, tutta questa roba qui, e poi piano piano si è evoluto, no? Ho iniziato, uno dei primi protocolli media di formazione è stato il capoeira training, che era un allenamento funzionale basato sulla capoeira, poi postural fit, che era un allenamento basato sulla postura, che veniva proprio dai miei studi in fisioterapia pure netto, che poi ho trasferito molte di queste competenze in mobility. Nel 2010 io
già ero laureato in fisioterapia, stavo lavorando nel settore e capisco che c'era una tendenza che avrebbe esploso nel mercato, poiché io viaggio sempre tutto il mondo facendo questo mestiere, e avevo capito che c'era una tendenza che sarebbe stato il funzionale, che ancora, già se ne parlava da parecchio, ma ancora in Italia, in Europa, non era così esploso. E in quel momento lì io inoltre ero anche un ambassador di Reebok, e quindi ero dentro Reebok e avevo fatto tutti i corsi anche di CrossFit, eccetera. Infatti io sono un trainer di CrossFit di tutti i livelli, li ho fatto tutti perché ero proprio dentro la scuola, quindi. E lì ho capito che potevo creare qualcosa che fosse un collante tra il vecchio mondo dell'allenamento in palestra e questa nuova tendenza che stava per nascere. E da lì ho iniziato a studiare tutto ciò, e in Virgin ho fatto le prime prove, in Virgin Active, provando questo nuovo approccio di allenamento in sala corsi, e noi siamo stati i primi nel mondo ad aver creato un sistema di allenamento che cambiava completamente l'approccio all'interno della sala corsi, delle palestre, in cui non veniva più chiamata che lezione. L'Evo arrivava in palestra e dicevano sempre un classico questo, in palestra, che lezione c'è oggi, che lezione facciamo oggi, che lezione va da fare oggi. Invece con Cross Cardio noi abbiamo cambiato questo mindset, trasferendo l'Evo, che iniziava a domandare che allenamento facciamo oggi, ho capito. Quale sarà l'allenamento di oggi, cosa faremo oggi come allenamento, cosa è previsto da allenarci oggi. E quindi c'è stato un cambiamento nell'approccio del pubblico che frequentava la sala corsi. Ovviamente questo non è una cosa semplice, perché senza poter formare i trainers, che sono coloro che poi devono, questo meccanismo non è così semplice. Quindi c'è stato un processo di grande culturalizzazione del trainer per poi arrivare a culturalizzare l'allievo. Volevo chiedere a proposito di questa differenziazione che tu fai sul che lezione faccio oggi invece che allenamento faccio, cioè tu hai praticamente creato nelle persone, diciamo nel pubblico, il desiderio di allenare se stessi, ma allenarsi anche se non fai uno sport specifico, anche se non hai un obiettivo di performance, no? Mi spieghi questo? Come posso io allenarmi? In che Guarda, cosa? io nasco come atleta prima di atletica, poi sono stato calciatore, ho giocato a livello agonistico altissimo, poi ho cambiato completamente il percorso, e mi ricordo che anch'io nell'inizio della mia vita da atleta e da ragazzo che si allenava, facevo fatica ai concept di allenare senza un fine. Esatto. Senza l'attività agonistica. Sì, perché è molto più divertente, no? Vai a giocare a padel, vuoi vincere, vuoi giocare a tennis, vuoi vincere, vuoi giocare a volleyball, vuoi giocare a calcio, vuoi vincere, corri per arrivare per primo, fai la gara di ginnastica ritmica perché vuoi vincere. Invece qui cambia completamente. Cambia, perché qui l'approccio è vincere con te stesso. Esatto. E quindi è qui la grande differenza fa il coach, che deve culturalizzare l'allievo, spiegando innanzitutto, partendo da un presupposto che è quello che veramente unisce l'attività fisica, oggi il mondo del fitness, le palestre, al tutto quello sistema sanitario nazionale e in tutto il mondo, che è esattamente la prevenzione. E quindi oggi le persone attraverso l'attività fisica riescono a superare, e tu questo capisci benissimo quello che ti voglio dire, e lei ne è un esempio, supera il livello di stato di salute normale. Quindi attraverso l'attività fisica noi trainer siamo in grado di portare l'allievo a raggiungere un stato di salute al di sopra della normalità. Ti faccio un esempio molto banale perché tutti a casa possono capire. Immaginiamo che la pressione arteriale normale di una persona è tra il 130 e 90, ok? 130, 80, 120, 80, quella lì. Quindi tu vieni ad allenare da me perché sei malata e hai la pressione arteriale che è a 150 con 100. Noi iniziamo a fare un allenamento mirato a te attraverso il lavoro cardiovascolare prevalentemente funzionale e ti facciamo arrivare ovviamente a 130 con 90, quindi hai avuto un miglioramento, è arrivato allo stato di salute, quello che il medico dice qui tu sei normale, ma non è finito, andiamo oltre e attraverso l'allenamento ti portiamo a 110 con 80, che è ancora meglio, e a quel punto tu sei al di sopra degli stati di salute. Ma questa cosa, così come sulla pressione arteriale, è difficile da comunque spiegare, è difficile da spiegare, ma è quello che noi facciamo come prevenzione, che a livello di stato di salute, sia a livello di pressione arteriale, sia a livello di frequenza cardiaca a riposo, sia a livello di zucchero nel sangue, sia a livello di colesterolo, sia a livello di massa grassa, di massa magra,
tutto Certo, ciò, c'è un modo. noi possiamo alzare l'asticella del livello di salute, e questa consapevolezza ovviamente può arrivare alle persone solo se i coach sono preparati. Allora, diciamo che dovremmo fare altre 4-5 puntate con Giairo. Ora apriamo uno spazio di Giairo. Abbiamo detto, ci siamo solo affacciati. E già Non ci si è sarebbe aperto da un dire mondo, ma io te l'ho detto, lui è... Vabbè, noi lo invitiamo ancora, Tanto purtroppo abbiamo tempo stretto e dobbiamo andare alla fotointervista, quindi ci fermiamo un attimo e andiamo alla fotointervista. La nostra ospite di oggi, da lontano, da remoto, finalmente abbiamo una pallavolista, perché forse è la prima che La prima pallavolista? La prima pallavolista. Abbiamo Vergogna, fatto pallavolisti maschi, vergogna. Ma proprio perché tu non scegli, li scegli sempre tu, una volta l'ho scelta io, e finalmente abbiamo una donna. Abbiamo con noi Gwendalina Buffon. Ciao Gwendalina. Ciao ragazzi. Ciao Gwendalina, Gwendalina è una nostra compagna di pallavolo, ma diciamo in tempi diversi, perché è un po' più giovane, fortunatamente per lei più giovane di noi, per cui non credo che non ci siamo mai incrociate, però lei conosceva noi, dice, di fama, e noi abbiamo conosciuto lei per i suoi appunto risultati, perché è stata una grande giocatrice, è stata anche in nazionale, e quindi volevamo ripercorrere con lei un po' della sua avventura pallavolistica, che tra l'altro ha sfiorato anche la Sicilia, e poi vedremo perché e in che modo. E quindi con la nostra fotointervista noi vediamo subito la prima delle foto che Gwendalina ci ha mandato. Ne ha mandate tantissime, quindi ho dovuto fare un po' una scrematura, e questa la vediamo qui in attenta ricezione. Con che maglia sei? Questa che squadra era? Questa era la Parmalat Matera. Era 96-97. È una foto che mi piace perché stranamente, tecnicamente è riuscita. Sì, infatti stavo dicendo questo, dico, assolutamente perfetta, proprio stavo per dire questo. Sì, insomma, la postura diciamo che c'è, quindi Devo dire, amavo molto ricevere, mi piaceva e mi mettevo cura, in quel senso mi sono sempre impegnata tanto. Poi qualche volta riusciva bene, altre un po' meno, ma va bene. Ma tu eri centrale o sbaglio? Non eri in centrale? No, no, mia sorella era centrale, io ero posto 4. Infatti è posto 4 in attacco, quindi come vediamo nella seconda foto. Qui devo dire in effetti un po' diciamo di scomposizione c'è, nel senso che non sei proprio drittissima. Non ero proprio precisa. Però la palla bella presa alto. Questa è un'altra maglia comunque. Sì, questa corrisponde all'Imprese Agrigento, stagione 93-94. Ho avuto il piacere e l'onore di poter giocare ad Agrigento per 2 anni, una squadra costruita appositamente per cercare di arrivare in vetta alla classifica. Ci siamo riuscite. Noi pensavamo addirittura allo scudetto, ma poi insomma cammin facendo ci siamo resi conto che era veramente difficile. Siamo arrivate quarte, comunque un buon risultato, anche perché ai tempi c'erano davvero delle corazzate. E chi ha vinto quell'anno, te lo ricordi? Quell'anno vinse Matera. Matera. La seconda volta, sì. Matera, il secondo scudetto di Matera contro Modena. Ma è una scelta importante scendere in Sicilia a giocare, come è capitato, Sì. come è successo? Io ti dico, l'ho subito accolta con grande piacere, perché mi piacciono le nuove sfide, mi piace conoscere posti nuovi, poi sapevo appunto, mi piace stare con la gente calda, mi piace essere accolta, quindi non sarà un caso che io ho sempre scelto il sud per giocare. Ecco. Quindi è un bel ricordo, diciamo. È stata la scelta azzeccata, perché comunque andavo a giocare in squadre di primo livello, di prima fascia. Sono sempre stata pagata bene, ma questo non voleva dire. Comunque è importante. Mi ha sempre stregato il posto. Io mi ricordo, vivevo a San Leone, quindi il sole tutto l'anno e la mia casa non aveva i riscaldamenti.
Dico solo questo. non c'era- e a marzo ero al mare. Non a fare il c'era, bagno. non c'era bisogno. Ma eri con Maurizia? Eravate tutte e due o lei già? Esatto, ci hanno preso proprio in coppia. Maurizia ad Cacciatori, Agrigento. diciamo, Maurizia Sì. Cacciatori. Ci abbiamo fatto 4 anni a Perugia insieme, siamo uscite da Carrara insieme, 4 anni a Perugia insieme e poi 2 anni ad Agrigento insieme e poi le nostre strade si sono separate. Lei ha scelto il nord, io ho persistito al sud. Perché diciamo che voi eravate il frutto del settore giovanile, cos'era? Giannetti? Giannetti, sì. Vedi, ricordo, Del non compianto sono... Giuseppe, che veramente era un bel maestro. Ma noi non abbiamo fatto anche una finale giovanile contro come squadra? Secondo me qualcosa. Allora sì, Catania. io penso di sì perché le ho sempre sentite nominare qua dalle ragazze più grandi di me qua di Carrara. qualcosa Quindi, ci contro deve la Carrarese essere. Voi avete giocato qualche finale nazionale perché Giuseppe Giannetti riusciva a portare sempre le ragazze. c'era un grande movimento, un grande settore giovanile. Sì, andiamo avanti, se no non ci arriviamo a vederle tutte. Vediamo la prossima, la numero 3, Gabriele, per favore, che questa qui è appunto con la maglia dell'Italia. Tu dove sei fra queste qua? Allora, io sono la numero 5 e dico, mi reputavo tanto alta, ma lì si vede proprio, avevo 5. vicino la Marulli che era 1,95, quindi va bene. E qui- poi la Mirko va a fianco a me. Sono E la chi- numero 5. L'allenatore chi è questo? Giannetti, è proprio Giannetti. Lui è Giannetti. E lì fungeva da secondo allenatore a Delgado, che ha allenato anche in Sicilia, a Palermo Delgado. Certo. Però in foto non so perché non ci sia Andy, ma c'è Giuseppe. Non lo so. Il nostro creatore, diciamo così. E poi a fianco a Giannetti c'è mia sorella, che allora era già infortunata. Si era infortunata pochi giorni prima. Ma si è infortunata, cos'era? Ginocchio anche lei? Cos'era? No. Al ginocchio, legamento crociato, tipo una settimana prima di disputare i mondiali. Diciamo che ne so qualcosa perché io mi sono avuto la bellezza di rompermi il crociato anteriore all'ultima partita del girone di andata. L'ho letto dell'anno l'ho letto, dello scudetto. l'ho letto. Lo scudetto non sei stata, però insomma avrai dato un grande apporto anche dalla panchina. Vabbè, no? però sì, no, La tua presenza. ci ho provato. Comunque hanno dimostrato che non ero così indispensabile. Evidentemente si hanno Squadra è una la squadra è proprio componente. quella. Vabbè, la squadra va no. sull'individuo. Chiudiamo questa parentesi. No, era per con capire, 44 per dire anni che ce la portiamo dietro c'è questa storia, perché io continuo a dire 80, che io vero? Il vostro scudetto 80 nell'80, che io continuo a dire che io ho vinto Catania, giusto? Sì, Io io ho vinto mezzo scudetto e lei si arrabbia perché dice che non è vero che ne ho vinto mezzo, ma ne ho vinto uno. Vabbè, chiudiamo. Non siamo noi le ospiti e lei. È lei l'ospite, infatti. No, andiamo. è saltato qualcosa. No, tutto a posto. Non ci senti Aspetta. più? Non vi vedo, aspetta. Però noi ti Bello della vediamo diretta. e ci sentiamo. Va bene. Io vi sento. Eccovi. Ci siamo? Perfetto, tutto a posto. Andiamo alla quarta. Qui c'è una foto di grande giubilo, di grande gioia, evidentemente dopo una vittoria. Cosa avete visto? Cos'è, Modena questa? Questa è Modena, questo è il palazzetto di Modena, esattamente. E la prima Coppa Italia è l'unica Coppa Italia vinta, il primo traguardo importante vinto in Serie A col Perugia, guidato dal grande tecnico Bernardino, e era il 1992, ecco, a Modena, al tie break, una vittoria sofferta contro Matera, e è stato una gioia incredibile e basta, è un bellissimo ricordo. Quanti anni hai fatto in Serie A? Quante stagioni hai giocato? Oh, chissà, mica tanti, pensavo meglio. Beh, una decina sicuro. 10, insomma. Conto anche l'88 con la Carrarese qua in Serie A2, devo certo. contarlo? Sì, conta. Allora 12. E invece passiamo alla successiva, che c'è un bellissimo articolo che si intitola Guendi riporta in auge la dinastia dei Buffon. A Brema brilla una figlia d'arte. Figlia d'arte perché? Raccontaci un po' della tua famiglia. Perché papà e mamma è stata campionessa italiana, detentrice del record italiano di lancio del peso per 17 anni. È una donna veramente, avrebbe dovuto giocare a pallavolo lei, davvero, 1,85 m, monumentale, proprio un fisico monumentale.
E papà lo stesso, lancio del peso, lancio del disco nazionale, ma il papà nessun record, è la mamma che veramente lanciava forte. Però insomma sì, non siamo stati affascinati, diciamo, dall'atletica, quindi, e nessuno dei 3 fratelli infatti ha scelto l'atletica, però insomma abbiamo avuto risultati in altre discipline. Mi ha fatto sorridere quando tu mi hai fatto vedere questa foto di questo articolo, che mi hai detto: io sono stata la prima e c'è tutto farino del mio sacco, perché ancora mio fratello non era mio fratello ancora era piccolino. Stiamo parlando del mitico Gigi Buffon, che è tuo fratellino. Sì, è il mio fratello più piccolo, io sono la sorella più grande, poi c'è Veronica dopo di me, poi c'è Gigi, che poi insomma evidentemente il papà e la mamma hanno riservato l'ultimo come l'ultimo colpo veramente grosso. Come da noi c'è Piero, Tiziana e poi ci sono io che rasento la perfezione. Quella che è riuscita meglio, diciamo. Ma quanti anni hai più piccolo di te, Gigi? Sono 4 anni e mezzo. Ah, no, pensavo di più, quindi neanche tanto. Quindi all'inizio è stato lui che si sentiva dire sei il fratello di Guendalina. No, non gli dicevano niente, però veniva alle mie partite, era molto appassionato di pallavolo, anzi gioca ancora a bicicletta d'estate, si diverte, segue un po' tutti gli sport, ma le sorelle le seguiva sempre. Avrà avuto questo peso addosso, allora fammi fare qualcosa nel calcio, non voglio più sentire parlare di sorelle. Famiglia di sportivi che non poteva poi sfociare nei tuoi figli, che tutti e 3 mi dici fanno sport. Noi abbiamo una foto soltanto, noi andiamo sulla foto di Stella, che è la tua secondogenita, se non erro. Eccola qua, anche lei già con la maglia tricolore della nazionale Under 17. Dici anche degli altri 2, dei tuoi figli. Allora, ho Ascanio che ha 19 anni, è 2,2 metri, ma ti dico, io l'ho spinto fino all'ultimo secondo alla pallavolo perché era portato, secondo me. Non lo so, sarà che mi vuole fare dispetti, ha detto no, io scelgo basket, e mi sono dovuta arrendere perché 2,2 metri, poi insistere più di tanto non ne vale la pena, prendermi anche 2 colpi da mio figlio. Quindi ha scelto la strada del papà, perché tuo marito faceva basket, giusto? Sì. Esattamente, poi c'è Stella che ne ha e ora gioca a Carrara, mio figlio, gioca qua in casa in una serie C2. Poi abbiamo Stella che ha 15 anni e quest'anno ha intrapreso il percorso del Club Italia, vive a Milano e sta facendo insomma questo percorso abbastanza bellissimo sicuramente, perché sarebbe stato il sogno della mia vita. Certo. Però è impegnativo. È un percorso impegnativo, difficile, poi da conciliare la scuola, poi orari un po' impossibili, allenamenti duri e selettivi, quindi però, va bene. Insomma, però i risultati già si cominciano a vedere, perché nella foto successiva intanto vediamo l'esecuzione spettacolare del muro di tua figlia, se facciamo vedere l'immagine, che è 1,90 m, puoi anche non murare, scusa. No, però è bella la foto perché sono veramente armoniosa, è veramente una foto che e poi le mani proiettate, le braccia proiettate proprio verso l'interno del campo. Sì, tecnicamente assolutamente perfetto, tecnicamente bene, bellissima. Infatti in effetti tutta la squadra poi è riuscita ad ottenere, lo vediamo nella foto successiva, il titolo sempre Under 17 di campione d'Europa. Eccola qua, quindi grandissima soddisfazione, bellissimo. Volevo chiudere questa velocissima carrellata, che ce ne voleva, avremmo voluto avere molto più tempo. Comunque volevo concludere con questa cosa carina della copertina di un libro che ovviamente è un libro tecnico. Facciamo un appello di pallavolo femminile. Lo facciamo vedere, Gabriele, questa copertina che tu mi hai detto. Io stavo girando, ho visto nella vetrina un libro. Dimmi, raccontala tu. È stato incredibile. Io, guarda, veramente sembra una storia, una balla così, sai, le solite che ti raccontano. Ma io stavo passeggiando a Bari con degli amici e poi a un certo punto mi fermo una vetrina di libri, vedo nell'angolino questa copertina, dico ma quella, cavolo, poi mi incuriosisco, giocatrice o no, dico cavolo, ma quella 12 sono io.
e poi mi avvicino, vado dentro, lo compro immediatamente perché è un'occasione del genere. Però vedo il titolo, la lo fai vedere Gabriele questa pallavolo. cosa? Però bello, è una bella non ero il questa, soggetto non è giusto, però insomma mi sono sentita onorata. Eccola questa. È una bella soddisfazione. Ma che partita era, Gabriele? La nazionale? Questa era un campionato europeo del 93 contro l'Ucraina. Questa la ricordo benissimo, cioè ricordo perché ho solo 2 foto con la nazionale. Comunque questo qui secondo me è uno splendido mani fuori, nel senso che tu hai fatto scientemente toccare il pallone al muro avversario, proprio tarlo fuori. Sì, c'erano già allora dei muroni a livello internazionale abbastanza importanti, quindi bisognava un po' agire di testa. Ecco. Sì, certo. Non andare giù tanto con la forza, ecco. Senti, Gwendalina, è stato bellissimo al solito parlare molto con te. bello, Sei ti veramente... ringraziamo della tua... È stato un onore grande. Sei veramente... Spero di potervi abbracciare un giorno e poter far davvero una bella chiacchierata. Poi mi potete anche stoppare, ora abbiamo preso confidenza, se parlo troppo mi potete anche fermare. No, potete dirmelo. Hai cani? Sì. È passato dietro? Immaginavo, ho visto la casa, la villa, ho immaginato. Che cane hai? Ho un pastore tedesco, Oscar, e Scotti, è un incrocio tra un Labrador e un... Gatti no, solo cani. No, gatti no, I cani. Che mi graffiano, mi saltano addosso, mi distruggono, però li adoro. Senti, Gwendalina, sei veramente di una simpatia spettacolare. Grazie per averci fatto compagnia. Magari quest'estate se facciamo un salto a Marina quando c'è il camp di Milocco ti veniamo a disturbare. Dai, venite, siete al Gem? No, lei c'è dentro casa mia proprio. Con loro, sì, io tanto tempo fa ci ho lavorato, poi ora ci siamo risentiti con Roberto, loro sono sempre molto carini. Dai. Vengo a fare una gita. Ma assolutamente, ti aspetto con piacere. Grazie Gwen, è stato un piacere. Grazie. Ciao bella, grazie. Allora, complimenti per tutto. Femminile poi mando le mie figlie. Ci facciamo, ci proviamo, ci tentiamo. Ciao. Ciao cara, grazie. Ciao. Grazie a voi, ciao. Oggi davvero una super puntata di persone simpaticissime. Già ero qui, Gwendalina a casa sua, è stato veramente carinissimo parlare con lei. Ritorniamo un attimo alla pallavolo che a questo punto sta diventando quasi però abbiamo il solito quadro della situazione con Donata sulla 3 maschile, B1 femminile, B2 maschile e poi quella notizia. A proposito delle Olimpiadi che praticamente stiamo completando i vari pass, registriamo la splendida prestazione sia della pallanuoto maschile che della pallanuoto femminile, 7 bello e 7 rosa, che si sono qualificate tutte e due, quindi complimenti a tutto lo staff e a Campagna e a Silipo. Man mano oggi tra l'altro alle 2 c'è la finale per il titolo maschile, perché la squadra di Campagna mentre ancora aspettiamo ovviamente le qualificazioni della pallavolo. No, questo sguardo veloce alla 3 maschile, dove il Modica vince abbastanza agevolmente contro il Marcianise e mantiene questa posizione di mezza classifica sesta a 28 punti, mentre invece ha una trasferta abbastanza impegnativa a Casarano, perché Casarano cerca di non retrocedere. All'andata i siciliani hanno vinto 3-2. In B1 il femminile, che poi mia sorella mi tira le orecchie, ma io oggi già sono emozionata per il compleanno, gli auguri, già ero qui vicino a me, quindi farò una difficilissima. L'Energy System ha vinto 3-0 in casa dell'ultimo in classifica e quindi con parziali un po' 6-9-7, un po' impegnativo, mentre l'Ab Ambiente perde purtroppo in casa col Crotone, non riesce neanche ad andare al quinto set a prendere un punto e quindi rimane ancora un po' impastoiata nella zona. Mentre domani, oggi l'Energy non gioca e invece l'Ab Ambiente ha una trasferta abbastanza proibitiva. Velocemente uno sguardo alla B2, dove il Volley Valley torna da Paola, vince 3-0, anche una bella affermazione del CUS che si attesta sempre al terzo posto, prima o poi riusciremo ad avere Luana, diventa sempre più problematico. E invece l'Alus vince 3-2 col Palermo. Ovviamente il Modica continua la sua cavalcata a 39 punti, insomma sembra che sia un po' difficile da fermare.
Il prossimo turno vede il Mascalucia che va, incontra oggi a Caltanissetta, la seconda in classifica, insomma un po' problematica. Il Cuscatania aspetta una conferma contro Gioiosa Modica, contro Gioiosa Ionica, vabbè niente, non faccio testo oggi. Modica, tra le mura amiche, come scrive mia sorella, Vibo Valencia, va bene, poche chance di successo per il Catania Volley, ma il Catania Volley gioca con le ragazze giovani, quindi è fatto proprio apposta, sì, per fare esperienza. Esatto. Ma tu un po' giochi a pallavolo, sì, tu fai pallavolo, calcio brasiliano, Sì. Ma tu sei di Rio? Io sono un polivalente nelle sport, ho fatto di tutto. No, io sono tra Rio e San Paolo, sono paulista. Ah, paulista. Sono paulista. C'è questa... C'è Carioca, che è il Rio, e Paulista, che è quello di San Paolo. Senti, ma figli ovviamente cosa... 3 figli e sono anche nonno già. Sei già nonno, un nonno giovanissimo però, che bella cosa. Sono già nonno, sì. Già nonno. Ma fanno sport anche loro? Sì. Tutti quanti fanno sport. Il più grande fa arti marziali, Krav Maga, tutta questa cosa qui. La mediana che è Tahira, che in questo momento è negli Stati Uniti, a Denver, lei invece si allena in palestra, è super appassionata, si è appassionata di più in America che qua. Sì? Perché in là America studia? Studia. Sì. E infine la piccolina che è una campionessa di ritmica fortissima, da Mayra. La seguiremo. Sì. D'altronde con un padre così cosa poteva... Certo, sedentari non ti potevano... No, decisamente no. A questo punto la nostra bellissima rubrica di Coriandoli. I coriandoli oggi ci portano nel mondo del rugby, uno sport molto seguito, affascinante, con veramente un fascino particolarissimo. E in particolare per la 700ª volta, volevo farvi vedere questa caratteristica della squadra neozelandese, questa danza che si chiama Haka, che vuol dire accendere il respiro. È una danza di origini tribali che loro eseguono prima di ogni incontro. Era una danza originariamente di guerra, e adesso viene usata appunto dai giocatori neozelandesi per intimorire gli avversari. Ve lo faccio vedere subito una delle versioni, ce ne sono tantissime, ne vediamo una. Fantastico, io trovo che sia una cosa bellissima. È bella anche vedere la faccia degli avversari che cercano di non lasciarsi intimorire e di non lasciar trapelare i loro pensieri. Così, spulciando fra internet proprio per cercare la versione più gradevole da farvi vedere, ne ho trovato uno che mi è piaciuta moltissimo. Io ammetto la mia ignoranza, sconoscevo, non sapevo che facessero anche questo tipo di haka. Ve la faccio vedere.
meraviglioso, io lo trovo meraviglioso. Io credo che non perdano al minimo della loro femminilità in questa, pur essendo estremamente aggressive. A me è piaciuto molto più quello delle ragazze che non quello degli uomini. Come sempre le donne sono sempre le migliori. Spero sia piaciuto anche a voi. Coriandolo bellissimo anche stavolta, me lo dico da sola, bello, sì. Me lo dico da sola perché il coriandolo stavolta è stato ultra bello. Niente, chiudiamo al solito con il prossimo turno della Farm Italia, diciamo la penultima partita. Ormai questo campionato se ne è andato, sembra ieri che abbiamo cominciato anche con la trasmissione. Abbiamo iniziato la trasmissione e praticamente siamo già alla fine. Per questo oggi, stasera, in anticipo, perché rispetto alla partita di domenica, oggi giocano a Monza, partita difficilissima, ma non si sa mai, non lo so, noi sempre il punto interrogativo ce lo teniamo, e poi ci sarà la chiusura in casa con il Taranto e vogliamo almeno essere salutati con una vittoria. Chiudiamo la trasmissione ancora con qualche parola con Jairo. Prossimi programmi. Grazie. Poi dici tu un po'. Vabbè, diciamo che in questo momento siamo in formazione in tutta Italia come cross cardio, ma siamo anche a Catania, quindi tra 2 settimane faccio formazione a Catania, peraltro in questa palestra che è appena aperta, che è la Fit Active, che è aperta alle Zagare, una catena di palestre importante. Ma è vero che stanno aperte 24 ore? 24 ore, sì. E c'è gente che ci va? E ci va, sì, è incredibile. Incredibile. Sì, ai nostri tempi alle 11 si chiudeva. Esatto. Sabato pomeriggio chiuso, domenica non esisteva. Anche sabato mattina. Io sono fiero di dire che sono stato il primo a cambiare il discorso la domenica, la prima palestra che ho fatto aprire a Catania domenica sono stato io. E da lì poi sono partito. E quindi c'è questa importante formazione di cross cardio per gli istruttori. E anche mobility per gli istruttori. Sì. Sarà, quindi chi vuoi sapere di più entra nella pagina Cross Cardio su Instagram o Facebook, e lì c'è tutto il discorso di come diventare un coach di mobility e di funzionale con cross cardio. Perfetto. Benissimo, allora, grazie. Grazie. Domandatelo a noi che noi gireremo le vostre richieste a Jairo. Quindi concludiamo così questa puntata di ripresa dopo il nostro stop forzato. Speriamo di avervi tenuto compagnia allegramente. Mia sorella ancora adesso appena chiudiamo comincerà di nuovo. No, ho esaurito la basta. Comunque ti è piaciuta o non ti è piaciuta? Bellissimo, no, anche non me l'aspettavo. Proprio non, ho mantenuto zero. Il segreto. Assolutamente non pensavo. Brava. Contenta, grazie a tutti quelli che hanno voluto ascoltarmi per fare gli auguri a Donata. Ancora auguri e alla ci vediamo prossima. Sabato prossimo. Grazie. Ciao. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana, Scuola di pallavolo Rumi, a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900.